Lo spettacolo è stato una cosa meravigliosa a dir poco, nel senso due artisti veramente di grande, grande livello. Uno degli appuntamenti, forse i più belli della rassegna, questi 12 anni. Perciò insomma anche il pubblico, visto che ha gradito moltissimo, che era entusiasta, ha applaudito molto. E gli artisti poi insomma simpaticissimi, oltre che bravissimi, veramente una bella cosa. La rassegna adesso va avanti, sabato abbiamo Dovet Nure, che è una bravissima artista anche lei, e poi finiremo il 12 con Rebecca Bakken, un'altra artista, è un trio molto, molto bello, molto interessante. Insomma, devo dire che questo festival negli anni piano piano acquisisce sempre maggiori capacità di presentare artiste e soprattutto perché è un festival dedicato alle donne del jazz, ma anche con la capacità poi di proiettarsi anche in vari generi, non solo quello del jazz, che comunque insomma fanno parte della cultura jazz mondiale. Questa è la cosa importante. Il pubblico ovviamente ha desiderio di godersi l'estate nella musica soprattutto, ma anche nel teatro, nella danza. Questa pandemia ha creato veramente un po', ci ha collassato un po' tutti, però vedo che piano piano insomma riusciamo comunque a mantenere gli impegni, noi col pubblico e il pubblico con noi, e questa è una cosa importante perché ci dà speranza che tutto questo finisca e si riesca finalmente a cominciare a programmare nella normalità. La musica come una panacea praticamente. Diciamo che tiene su, aiuta. What she said, $100 makes it dark inside. And a million in a drop dead suit, Dodge pink on a downtown train, $2 pistol of the good.